Il questore Danilo Gagliardi, dopo 2 anni di apprezzato servizio in laguna, lascia Venezia. Giovedì sera è arrivata da Palazzo Chigi la notizia della sua promozione a viceprefetto a Trieste, una decisione che da qualche settimana era nell'aria, anche se in tanti in città speravano che la sua permanenza a Venezia durasse ancora a lungo. Invece siamo ai saluti. Lo attende un nuovo incarico, che è anche testimonianza indiretta dell'apprezzamento trasversale per il lavoro svolto in questi mesi di intensa attività da Gagliardi, arrivato a Venezia nella primavera del 2017. I mesi trascorsi a Venezia sono stati tra i più esaltanti della mia carriera, ha sottolineato lo stesso Gagliardi salutando i suoi agenti. Ho avuto a disposizione una squadra splendida che sarà un punto di forza anche per il mio successore. Tra i punti di forza del Questore anche un ottimo rapporto con le istituzioni cittadine e un grande impulso alla collaborazione con le altre forze di polizia nel territorio. Così Venezia, non solo la città capoluogo, ma l'intera città metropolitana, si è sentita più sicura e tutelata. Numerose le operazioni di rilievo che portano la firma del questore uscente, dall'arresto dei ladri di Palazzo Ducale al blitz che ha sgominato un traffico di droga di pusher nigeriani in via Piave, senza dimenticare l'impegno, risultato poi decisivo, di Gagliardi per la creazione di una nuova super caserma a Marghera, dove verranno accorpati tutti i servizi di polizia. Una soluzione quest'ultima attesa dai cittadini da oltre 30 anni. C'è ora attesa in città per la nomina del nuovo questore di Venezia. Da oggi a reggere la questura veneziana sarà il vicario del questore dottor Eugenio Bomiero, uomo di grande esperienza ed affidabilità, grande conoscitore della realtà cittadina. Sarà il capo della polizia Franco Gabrielli a dover nominare il successore di Gagliardi. Tra le indiscrezioni, in pole position sembra esserci il questore di Brindisi Maurizio Masciopinto.